Questa conferenza stampa è da parte nostra scusarci a nome della politica se sono finiti in mezzo a questa polemica dove non c'entrano assolutamente nulla, ringraziarli per il grande lavoro che fanno. Troviamo che sia inaccettabile e anche per alcuni versi volgare che per questioni di natura politica si attacchi in qualche misura la macchina amministrativa che svolge egregiamente il proprio lavoro. Una conferenza stampa convocata all'ultimo minuto con il sindaco Conte e l'assessore De Checchi che hanno voluto schierarsi al fianco dei dipendenti di Casugana coinvolti, loro malgrado, nella polemica politica scoppiata dopo la sentenza del TAR sull'appalto per i parcheggi. Dal primo cittadino le scuse agli uffici comunali, poi un messaggio a Partito Democratico e a Giorgio De Nardi. Fino a quando non ci saranno le scuse pubbliche, i rapporti tra maggioranza e opposizione saranno ingessati. Pretendo le scuse, non al sindaco, a me possono dire quello che vogliono. Non devono in alcun modo toccare e infangare il lavoro della struttura. Sono i dati a parlare, spiega l'assessore De Checchi. Durante l'amministrazione Conte abbiamo avuto l'1,2% dei contenziosi. Da luglio 2018 sono stati infatti 259 le gare d'appalto bandite, solamente 3 i ricorsi pervenuti. Di cui peraltro uno respinto e gli altri 2 invece relativi non a vizi della gara, quindi a procedura non svolta bene dagli uffici, ma sostanzialmente a comportamenti attribuibili a uno dei ricorrenti. Quindi devo dire, la performance dei nostri uffici in termini di contenzioso in materia di gare appalti è 0. Conte chiede poi una presa di posizione da parte dei sindacati. Credo che non possono far finta di niente di fronte a questi attacchi. Sono attacchi vergognosi, infondati e che mettono in discussione le professionalità e il buon lavoro fatto negli anni dai nostri dipendenti. Per quanto riguarda l'appalto parcheggi, ieri la sentenza del TAR è stata notificata, ora ci saranno 30 giorni per un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Vedremo, spiega De Checchi, come orientarci in caso di un secondo grado di giudizio. In ogni caso l'appalto sarà decisamente rapido perché si potrà andare a scorrimento di graduatoria e quindi incaricare il secondo di procedere. Realisticamente credo che già per settembre potremo avere il nuovo gestore della sosta.